e Sara, due giocatrici dell'Icata Calcio Santa Sofia, che quest'anno parteciperà al campionato di calcio a 11 femminile regionale di Serie C. Come vanno le cose? Come vi state divertendo? Che squadra state formando? Allora, abbiamo iniziato questo progetto circa un mese fa e stiamo lavorando per fare bene con la collaborazione della Santa Sofia e Ligata Calcio. Parteciperemo a questo campionato FIGC di Serie C. Speriamo di farvi divertire, di fare bene, soprattutto di divertirci, perché questo in primis nasciamo per questo motivo, per divertirci e di portare in alto il nome della nostra città e dell'intera provincia. Lucrezia è delicata, quindi. Sì, sono dedicata e quindi lo farò soprattutto per la mia città. Daremo il meglio per la nostra città, ma anche per la provincia intera. Sara, invece, di dove sei? Io vengo da Agrigento, San Leone. Come va qui a Licata? Come ti trovi con le ragazze, con le tue compagne? Mi trovo bene, sono molto socievoli, mi hanno accolto bene e sono molto contenta della squadra che si sta formando. Con chi hai giocato in precedenza? Con quale società? E con la Football Core e con l'Acra Soccer ad Agrigento. Queste sono società di calcio a 5. Sei giovanissima, quanti anni hai? Perché vuoi giocare a calcio? Io ho 15 anni e gioco da quando che ne avevo 10. Ho sempre avuto questa passione per il calcio e spero di soddisfare quello che sono i miei sogni. Va. Una ragazzina di 15 anni, Lucrezia, è più grande Una sicuramente vecchietta di 33. e Sì, serve sicuramente a dare stimolo alle altre ragazze. Sì, ho iniziato all'età di 6 anni e ora ne ho 33. Continuo a giocare perché mi diverto. Consiglio alle mamme di far intraprendere questa strada anche alle loro figlie se ne hanno voglia, perché spesso si tende a portare le ragazze altrove pensando che il calcio sia qualcosa per maschi, in realtà non è così, perché fa bene stare in gruppo, praticare qualsiasi sport, ma il calcio fa bene anche alle donne.